Diciamo che è stato un importante risultato condiviso dall'intero Consiglio Comunale, quello legato ad un voto di un ordine del giorno appunto condiviso, con il quale si manifesta contrarietà rispetto a questo insediamento ipotizzato, quello legato ad un impianto di stoccaggio del GPL che rischia di compromettere le attività di sviluppo del nostro territorio, in particolare con riferimento alla croceristica, al mercato ittico, al porto offshore, a tutta la portualità che non può consentire che vi sia promiscuità quanto alla navigazione tra navi gasiere e navi invece destinate al porto. Quindi sotto questo profilo è stato un bel risultato che voglio sottolineare proprio in termini di responsabilità collettiva che ci si è assunti ciascuno dei consiglieri perché si arrivasse a questo obiettivo. Di qui si tratta di lavorare per poter raggiungere questo risultato che confidiamo possa essere obiettivo concreto che tutti quanti dobbiamo perseguire.